Buongiorno, bentornati con l'appuntamento con contributi e dirette dal territorio con A voi la linea. A un anno in prima linea nella lotta alla pandemia, tante le professioni e le competenze, a cominciare da quelle sanitarie. Il bilancio di questi 12 mesi nelle parole del presidente dell'Ordine degli Infermieri di Udine, Stefano Giglio. Sentiamo. Ricorre un anno dall'inizio del lockdown per il Covid-19. A un anno di distanza, qual è la situazione per quanto riguarda la sanità? Ne parliamo con il presidente dell'Ordine delle Professioni Sanitarie, Stefano Giglio. Abbiamo imparato molto come professione infermieristica, perché se è vero che questa patologia è una patologia che non ha un trattamento specifico, non ha una terapia specifica, ma in questo momento, come sapete, l'unica arma a nostro vantaggio sono il distanziamento sociale, le solite manovre di precauzione individuale, ma soprattutto la vaccinazione. E se siamo arrivati dopo un anno a tirare queste conclusioni, vuol dire che effettivamente non aver trovato una cura specifica per questo tipo di patologia ci ha fatto capire a noi come professionisti che l'assistenza infermieristica è quella che l'ha fatta veramente per la maggiore. Ecco, gli infermieri sono stati definiti all'inizio della pandemia, nei primi mesi della pandemia, sono stati definiti gli angeli. Sono ancora considerati gli angeli a distanza di un anno? Beh, diciamo che questa tendenza è andata via via un po', il volo dell'angelo è andato via via un pochettino calando, nel senso che forse probabilmente l'entusiasmo che si era creato intorno alla nostra professione lo scorso anno, i primi mesi dello scorso anno, sicuramente è andato via via un po' calando, non perché sia cambiato il nostro atteggiamento nei confronti delle persone, ma perché forse probabilmente le attenzioni si sono spostate su altro. Però in realtà noi stiamo continuando a fare il nostro lavoro con amore, con passione, con dedizione, con rispetto del paziente soprattutto e con attenzione rispetto alle necessità, ai bisogni e soprattutto cercando di creare degli esiti migliori di salute nella persona malata. Questo non ci cambierà mai nel tempo e non ci cambierà mai come approccio alla persona, su questo non c'è dubbio. Ecco, si è parlato di turni pesanti per quanto riguarda proprio le professioni sanitarie, ma si è riusciti in qualche modo a risolvere la situazione coprendo le carenze di personale? Sono in arrivo rinforzi? I rinforzi li stanno cercando, indubbiamente in questo momento stiamo vivendo una situazione in cui avere un infermiere a disposizione che si mette in gioco sul mondo del mercato del lavoro vuol dire avere quasi un lingotto d'oro a disposizione, perché in questo momento dalle case di riposo piuttosto che alle semiresidenzialità, piuttosto che agli ospedali o alle grosse cliniche, tutti sono alla ricerca di questo personale che in questo momento scarseggia veramente da ogni parte. È un tema non solo di numeri, ma è un tema anche di competenze. Però siamo alle porte di un nuovo concorso che si inaugura in questi giorni in regione da noi, dove si spera che arrivino delle forze nuove, forze che dovranno essere inserite, che avranno bisogno di tempo per conoscere diverse dinamiche del lavoro, ma soprattutto speriamo che molti di questi decidano di restare da noi a lavorare e che non scappino via come hanno fatto in passato in altri ambiti di concorso. Ecco, vi apprestate come ogni ordine praticamente ad approvare il bilancio, quindi quando vi riunirete e su che cosa punterete quest'anno? Il 12 marzo noi abbiamo l'assemblea per l'approvazione del bilancio di previsione consuntivo per il 2021. È un appuntamento per noi importante perché vuol dire poter andare avanti con la programmazione del quadriennio. Avevamo in programma anche di fare un webinar dedicato proprio alla giornata del Covid, però in realtà purtroppo proprio per le ristrettezze imposte dai DPCM lo sposteremo ad una data più avanti. Il programma dell'Ordine è un programma molto attento perché spazia sia dalla gestione economica dell'ente, ma per cercare di ottimizzare al meglio le spese, quindi avere un'oculata attenzione nell'aspetto economico, ma soprattutto vogliamo stringere maggiori relazioni sia dal punto di vista politico, ma anche dal punto di vista istituzionale e comunque anche dal punto di vista aziendale, per cercare
di creare una rete di rapporti con gli stakeholder in maniera tale da poter essere protagonisti di un cambiamento dell'infermieristica per il prossimo futuro. Vogliamo lasciare ai nostri futuri infermieri un mondo dell'infermieristica nuovo, sicuramente più attento alle necessità della professione, ma anche più attento probabilmente e sicuramente alle necessità del cittadino, che è il nostro primo punto di riferimento, perché uno degli obiettivi dell'ente è quello di tutelare sì la professione, ma soprattutto quelli di essere garanti nei confronti del cittadino e nei confronti degli esiti di salute che andiamo a produrre proprio per il benessere della popolazione. E ci colleghiamo adesso con il Comune di Udine, con Isabella Gregorato che sta seguendo per noi i lavori della Giunta municipale. A te la linea, Isabella. Sì, qui a Palazzo d'Aronco si sono appena chiusi i lavori di Giunta. Con noi l'assessore alla salute Giovanni Barillari, in quanto oggi il Comune di Udine, la Giunta ha emanato 2 delibere, una riguarda dei provvedimenti per gli anziani e l'altra per le famiglie bisognose. In sostanza si tratta di un sostegno per il pagamento dei canoni di affitto. Ma vediamo qual è la situazione anche per quanto riguarda gli anziani, perché Udine è stata scelta dal Ministero fra 50 città d'Italia per avviare un progetto in loco mirato proprio sugli anziani e anche a tal proposito ha stanziato un finanziamento. Sì, grazie. Come è stato detto, Udine è stata risultata beneficiaria assieme ad altre 49 città italiane di un finanziamento che deriva dal Ministero dell'Interno di 37.000 euro per la nostra città, per il nostro comune, riguardante un progetto di prevenzione delle truffe a carico degli anziani. Riteniamo che questo sia una grande opportunità, perché in un momento di grande e crescente isolamento sociale, soprattutto gli anziani, in attesa che si completino i programmi di vaccinazione, cercano di vivere isolati a casa, diventano facile preda anche per tutta una serie di attività a loro nocumento, fra cui appunto le truffe. Quindi il Comune di Udine ha voluto... Avete avuto delle segnalazioni in questo senso? C'è un'escalation? Non direttamente, ma dalle forze dell'ordine competenti in materia. È un problema che viene segnalato, poi credo che anche alcuni casi siano giunti agli onori della cronaca, disonori della cronaca in questo caso, e quindi il Comune di Udine emette un avviso pubblico per tutte le associazioni di volontariato, le organizzazioni di volontariato che possono e vogliano, diciamo, essere partner del Comune nello svolgimento di questo progetto, che dovrà essere concluso il 31 di ottobre. E il Ministero poi ha chiesto anche una rendicontazione, nel senso di una valutazione degli esiti. Ecco, io credo che questo progetto valga proprio la pena di farlo assieme alle organizzazioni di volontariato del nostro territorio, anche perché non solo mettiamo in campo tutti gli strumenti che è possibile per aiutare gli anziani a non cadere in queste trappole, ma anche perché poi alla fine è previsto che venga valutato se il modo in cui è stato realizzato questo progetto è risultato efficace o meno. Poi ci sarà una comparazione su scala nazionale e quindi da questo impareremo poi per le successive azioni da mettere in campo e da realizzare nel nostro territorio, proprio per prevenire che gli anziani non cadano in truffe insomma, e per prevenire questo sistema di crimini. Ecco, poi attenzione anche nei confronti delle famiglie. Praticamente ce ne sono, o ce n'erano nel 2020, 1536 che hanno chiesto praticamente aiuto al Comune per pagare l'affitto. Sono in aumento anche loro, perché parliamo di cifre che il Comune mette a disposizione di 1.695.000 euro. Allora, il Comune mette a disposizione, sta mettendo in campo una serie di azioni di aiuto e sostegno per le famiglie bisognose. Ci sono stati buoni spesa che fra aprile e maggio dello scorso anno hanno visto 2.400 nuclei familiari risultare assegnatari di buoni spesa per un importo complessivo di 560.000 euro. A fine anno si è concluso
concluso poi il 14 di gennaio la presentazione delle domande per una seconda tranche di buoni spesa per le famiglie bisognose. Finora sono stati spesi circa 330.000 euro per altri 900 nuclei familiari, e questo per quel che riguarda i buoni spesa. C'è una serie di associazioni di volontariato che in partnership con il Comune gestiscono la distribuzione dei pacchi alimentari. Anche qui abbiamo decine, decine di migliaia di pacchi, siamo quasi a 20.000 erogazioni nel corso dello scorso anno da parte di queste associazioni. E poi c'è il problema abitativo. Il Comune mette in atto una serie di azioni, ma quella di cui abbiamo parlato oggi è il cosiddetto fondo affitti. Allora, come è stato già detto, nel 2020 1.536 nuclei familiari sono risultati assegnatari beneficiari di un contributo di circa 1.000 euro per ciascun nucleo, per un importo complessivo di 1.600.000 euro. In giunta oggi è stato approvato le nuove linee di indirizzo che ripercorrono quelle dello scorso anno, e quindi aperto il bando affitti. Tutte le famiglie, i nuclei che hanno bisogno e desiderano partecipare possono e devono farlo in tutte le forme, anche sia quelle tradizionali, la vecchia raccomandata o la PEC, quindi modalità di partecipazione al bando sia con la carta scritta sia per via informatica. Si chiude il 31 maggio e credo sia un'iniziativa importante, può essere un aiuto e un sostegno concreto, e quindi con oggi dalla Giunta è stato licenziato questo provvedimento e si apre il bando per il fondo affitti. Bene, ringraziamo l'assessore alla salute e ai servizi sociali Giovanni Barilari. Restituisco la linea allo studio. Grazie a Isabella Gregorato, al suo ospite. Qualche istante di pubblicità e torniamo subito con voi. Rieccoci con la seconda parte di A voi la linea e torniamo subito in diretta da Udine con la nostra Isabella Gregorato che sta seguendo i lavori della Giunta Municipale del capoluogo friulano. A te la linea, Isabella. Oggi qui a Palazzo d'Aronco si è parlato anche di attività sportive e quindi il Comune si sta organizzando in collaborazione evidentemente con le associazioni del territorio per far praticare ai cittadini attività sportive all'aperto. Ne parliamo con l'assessore allo sport Antonio Falcone. In che modo vi state organizzando? Allora, Udine Benessere in Centro e Periferie è una risposta, come giustamente accennato, a quello che è questo fermo forzato che ormai persiste da quasi un anno, anzi da un anno, e che inevitabilmente ha condizionato tutto quello che è gli equilibri del quotidiano, compresa la vita sportiva. Quindi questa risposta va a toccare non solo quindi il cittadino che oggi evidentemente si vede ridotta quella che è l'attività motoria e diciamo sportiva in genere, no? Ma andremo a dare anche una soluzione, una risposta a quelli che sono sia le ASD e gli operatori anche economici sportivi, nonché agli enti di promozione turistica che operano nel nostro territorio. Abbiamo cercato di diciamo dare in uso le nostre aree pubbliche in maniera tale che queste associazioni potranno fruire dei nostri parchi, delle nostre vie senza alcuna installazione di alcun manufatto, e soprattutto sarà prevista l'attività motoria di base senza alcun tipo di attrezzature, onde evitare di poter creare dei problemi, e in linea con quelli che sono i DPCM, che è molto importante ricordare questo. Ecco perché all'aria aperta mantenere le distanze, però attività sportiva si può fare chiaramente sempre con la mascherina addosso. Ma diciamo che non necessariamente. L'attività sportiva, se si segue attentamente quelli che sono diciamo, i DPCM, quindi tutti quelli che sono le attenzioni di distanziamento, si può fare anche senza la mascherina, perché ovviamente se si fa attività motoria, quindi si diciamo, aumenta l'attività cardiaca e quindi anche la respirazione, la mascherina
spesso non è quella più opportuna e idonea per l'attività sportiva. Saranno gruppi di 15 persone, ci sarà un regolamento che il Comune naturalmente ha stillato facendosi da coordinatore di questa iniziativa, e verranno calendarizzati tutti quelli che sono gli appuntamenti nel sito del Comune e potranno appunto partecipare a questa iniziativa, ripeto, dalle associazioni private, dalle ASD amatoriali, da quelli che sono gli operatori economici e tutti coloro che oggi operano in questo grande settore che è lo sport. Bene, quindi appuntamento prossimamente. Il Castello. Adesso quindi dal Castello. Sì. Ma potrebbe essere già, le lancio uno dei posti dove si potrà fare l'attività motoria, il Castello. Ci saranno, Udine fortunatamente è molto a misura d'uomo. Chiedo scusa, Assessore, in Castello cioè si potrà fare attività sportiva però solo guardando il colore, perché adesso siamo in arancione, in zona arancione è possibile. Metti caso. Allora, in verità è stato motivo, cioè abbiamo fatto una grande valutazione su questo tema e proprio prima di mettersi in gioco abbiamo valutato quali potevano essere i limiti e i condizionamenti a seconda dei colori che ci attribuivano. Diciamo che l'attività motoria, sia quando è gialla, la zona gialla, zona arancione o zona rossa, si può fare. Ecco perché abbiamo creduto molto in questo progetto e possiamo nuovamente far riprodurre quella medicina naturale che l'uomo genera facendo sport. Bene, ringraziamo l'assessore allo sport Antonio Falcone. Con questo da Palazzo d'Aronco è tutto. Un ringraziamento a Paolo Bassi per le riprese. Restituisco la linea allo studio. A te, Paola. Grazie a Isabella Gregorato e al suo ospite. Continuiamo. Il Covid non ferma i concorsi pubblici. All'Ente Fiera di Udine sono in corso le selezioni per l'assunzione di nuove figure professionali da aggiungere all'organico delle aziende sanitarie. Questa mattina si è tenuta la selezione per l'assunzione di 4 ostetriche. Domani saranno esaminati circa 1000 assistenti sanitari. Sentiamo. Questa mattina oltre 330 persone provenienti da tutta Italia si sono presentate per partecipare al concorso per l'assunzione di 4 ostetriche. Un bando atteso da 3 anni e che formerà una nuova graduatoria dalla quale verranno attinte anche le future risorse. Il Covid non ha fermato i concorsi pubblici, per fortuna. Oggi di che selezione si tratta? Per fortuna i DPCM che si sono susseguiti nel tempo non hanno posto blocco all'espletamento dei concorsi per il personale del servizio sanitario, come è ovvio che sia. Oggi stiamo espletando il concorso per le ostetriche, 486 candidati, i posti messi a concorso sono 4, ma in realtà il fabbisogno che le aziende hanno già rappresentato e ci segnalano è ben superiore, per cui la graduatoria la scorreremo in relazione appunto ai veri fabbisogni che verranno rappresentati da qui in avanti dalle aziende sanitarie. È una giornata molto importante perché andiamo verso quello che vogliamo come aziende, come regione, la stabilizzazione di un gruppo di professionisti che dia continuità alla propria attività, ed è un momento molto importante, in particolare per la figura dell'ostetrica, che è una figura estremamente importante nella risposta. Ieri era l'8 marzo, oggi siamo il 9 e quindi proprio per dare delle risposte di qualità puntuali, presenti alle donne della nostra regione. Ho visto pochi maschi, è giusto così? Sì, è una professione che ancora ha un'elevatissima presenza di femminilizzazione, però credo che sia anche qualcosa di corretto perché risponde a un momento di grande intimità della donna, non solo nel momento del parto, perché spesso noi colleghiamo l'ostetrica solo al momento del parto, ma è una figura professionale assolutamente importante nel percorso di vita della donna e quindi rappresenta un momento di grande specificità e di grande intimità che forse anche per questo è corretto e trovi risposta nel mondo del femminile. Come funzionerà la selezione di oggi? Oggi abbiamo prima la prova pratica, la prova
sì, la prova scritta, ecco, non mi veniva la parola, la prova scritta che sarà seguita dalla prova pratica, dopodiché procederemo con l'ammissione alla prova orale dopo la correzione di entrambe le prove. Si sono iscritte più di 480 ostetriche, sono presenti più di 330, quindi insomma avremo un bacino buono sul quale poter contare, probabilmente una lista importante sulla quale poter attingere nel prossimo periodo. In contemporanea stiamo facendo, infatti abbiamo fatto settimana scorsa le prove scritta e pratica per il reclutamento di altre figure professionali sempre sanitarie, e sono le assistenti sanitarie che verranno praticamente assorbite tutte, e i tecnici di laboratorio. In più abbiamo espletato la prova selettiva per gli OS che non hanno potuto partecipare a dicembre per problemi di quarantene Covid. Anche domani abbiamo già segnalazione da parte di infermieri di alcuni candidati che non possono partecipare perché positivi o in quarantena, e per i quali dovremo poi prevedere delle prove suppletive. Questo sicuramente è un'ulteriore complicazione. In campo per l'organizzazione e la gestione degli esami anche gli uomini della Protezione Civile, della Croce Rossa e della Polizia Locale. Tanta l'emozione per le candidate che dopo il triage si sono sedute tra le file del padiglione 3, pronte ad affrontare la prova scritta e quella pratica. Da dove vieni? Dalle Marche. Avevi paura venisse rimandato a causa del Covid, del concorso? Sì, diciamo che la possibilità poteva esserci, anche se avevano detto che comunque tutti i concorsi pubblici sarebbero stati espletati, quindi ho sperato di no, infatti è stato confermato, quindi bene. E adesso ho ritentato dopo aver avuto 2 bimbi, quindi qualche anno insomma. L'ente Fiera di Udine da inizio pandemia si sta dimostrando sempre più utile alla collettività. Oltre ai padiglioni centrali dedicati ad ospitare le selezioni bandite dall'azienda regionale di coordinamento per la salute, all'ingresso sud prosegue l'attività dedicata ai tamponi molecolari. Ma non è finita, perché si sta allestendo in questi giorni il padiglione 8, l'area che sarà destinata ai vaccini di massa, sull'esempio di quanto visto ieri al palazzetto di Cividale del Friuli. E a un anno dal lockdown la situazione continua a essere critica in regione e i numeri sono da zona rossa e le proiezioni, specie per la provincia di Udine, prospettano un netto aumento dei contagi, come spiega a Telefriuli l'epidemiologo Giorgio Simon, che fa il punto anche sulla campagna vaccinale. Sentiamo. Qual è la situazione? Allora, è vero che c'è una situazione per cui bisogna preoccuparsi. Direi di sì, bisogna essere perlomeno molto attenti. Quali sono i dati più importanti? Se vi ricordate, la settimana del 10 gennaio in regione avevamo avuto circa 4.900 casi, il 21 febbraio eravamo scesi a 1.815, stiamo parlando sempre di casi alla settimana, 1.815 il 21 febbraio, la settimana successiva eravamo già arrivati a 2.849. Per arrivare alla settimana dell'8 marzo a 3.937, quindi siamo passati dal 21 febbraio all'8 marzo da 1.815 a 3.937. Questo è un dato preoccupante, perché vuol dire che praticamente si sono raddoppiati i casi, non ci sono segnali di calo, e soprattutto negli isolati che sono stati fatti circa il 50% sono della variante inglese, quindi ha maggiore possibilità di contagio. I dati trasformati in percentuali, che sono quelle che, o in tassi, che sono quelli che considera il Ministero, l'Istituto Superiore di Sanità per definire la zona, ci dicono che abbiamo 328 ogni 100.000 nuovi casi. La soglia di allarme, quella in cui potrebbe scattare la zona rossa, è di 250, quindi siamo ben oltre. In più abbiamo un RT di circa 0,98 che però attraversa l'1 nella sua stima, quello che si chiama intervallo di confidenza, e quindi potrebbero portarci questi due parametri a una situazione peggiore. Insieme a questo abbiamo un'occupazione delle terapie intensive che, pur scesa dal 37 al 32%, sta ancora sopra la soglia, che è quella del 30%. Che cosa succede quindi? Ci sono dei dati che
indicano un aumento dell'epidemia, in alcuni casi con parametri piuttosto elevati. L'Agenas, l'Agenzia Nazionale delle Regioni, che si occupa della parte sanitaria, ha fatto anche una proiezione, di cui vedrete i grafici, di cosa succede nelle prossime settimane, ed ha come proiezione, è una proiezione appunto, quindi non una stima puntuale, un incremento importante su Udine, un po' meno su Gorizia, un po' meno su Trieste e un lieve incremento, stabilità sulla provincia di Pordenone. Quindi situazione assolutamente da tenere sotto controllo per quanto riguarda la provincia di Udine. Complessivamente quindi sì, i dati destano sicuramente più di qualche preoccupazione. La possibilità che ci trasformiamo in zona rossa, se i dati continuano in questa maniera, francamente va detto di sì. Bisogna capire se verrà fatto per l'intera regione o, considerando le differenze, verrà fatto in maniera differenziata da Udine per esempio rispetto a Pordenone. Un altro punto importante è quello dei vaccini, perché l'arma poi che abbiamo più importante, ovviamente, oltre alla prevenzione, a non farsi, non aggregarsi, non stare vicini, tenere la mascherina, lavarsi le mani, stare a distanza, eccetera, eccetera, è quello delle vaccinazioni. Nella giornata di ieri in Italia si è raggiunto il picco di 150.000 dosi vaccinali somministrate. Per arrivare a fine estate bene dovremmo somministrarle 500.000, speriamo che l'organizzazione Medicina Generale, tutti quelli che ci sono, volontari eccetera, si riesca a metterli insieme. Noi abbiamo usato l'81,2% a ieri delle dosi consegnate rispetto al 77% dell'Italia e siamo al 7° posto, abbiamo 42.000 persone vaccinate. Per quanto riguarda i vaccini, sappiamo che si usa Pfizer, che si usa Moderna, che si usa AstraZeneca. AstraZeneca ha avuto un cambiamento importante da quando è stato introdotto. Se vi ricordate, all'inizio poteva essere somministrato solo alle persone sane sotto i 55 anni, poi si è arrivati fino a 65, da ieri si è esteso a tutte le età. Perché accade questo? Semplicemente perché si sono raggiunti i numeri di persone vaccinate per capire effettivamente qual è l'efficacia in tutte le età. Quindi prima non c'erano numeri sufficienti per dimostrarne l'efficacia in alcune fasce di età, adesso si sa che AstraZeneca può essere somministrata praticamente in tutte le età, ad esclusione delle persone molto fragili con grave patologie. I numeri nel mondo, ormai siamo arrivati a 181 milioni di persone vaccinate, quindi tantissimi, quindi siamo anche in grado di dire con tutta tranquillità che la sicurezza dei vaccini somministrati è assoluta e che non dobbiamo preoccuparci di eventuali effetti collaterali. E con questo servizio si conclude A voi la linea, anche per oggi l'appuntamento in diretta con Telefriuli torna con il TG delle 16:30, un buon pomeriggio a tutti voi.